Ok, eccoci, siamo live, nuovo appuntamento dedicato alla nostra collana di dialoghi in diretta. Oggi torniamo su, diciamo, un orizzonte, una prospettiva, un ambito delle politiche che è anche quello da cui siamo proprio partiti con queste nostre dirette, cioè la dimensione europea. Devo dire che insomma lo facciamo con degli ospiti che non hanno bisogno di presentazioni, ma mi pare assolutamente opportuno farle comunque, cioè lo facciamo insieme all'eurodeputata veneta Alessandra Moretti, che ringrazio moltissimo per essere qui con noi oggi, e al professore Carlo Cottarelli, che anche lui insomma assolutamente non ha bisogno di presentazioni per la prima volta, anche se in questa modalità diciamo a distanza ospitiamo a Padova e ne siamo veramente orgogliosi e onorati, quindi grazie anche a lui ovviamente per questa presenza e partecipazione. Ecco, abbiamo scelto di dare questo titolo alla diretta di oggi, le risorse europee per una nuova rinascita italiana. Quindi vorremmo inquadrare la tematica approfondendola soprattutto attraverso così, la lente di ingrandimento anche economica, perché evidentemente insomma, negli ultimi mesi l'Europa ha battuto un colpo, l'ha battuto anche forte, ha detto insomma con nuovi strumenti e anche con comunicazioni importanti che c'è e che in qualche modo sostiene i paesi, gli stati membri in questa fase di rilancio, di ripresa dopo la batosta del fermo, diciamo di questo rubinetto che si è chiuso per l'economia a causa della crisi Covid. Però volevo chiederle, professore, partendo proprio dalle basi, cioè come dire, il cittadino medio sente parlare di MES, sente parlare di SURE, sente parlare di linee di credito BEI, di recovery fund. A volte potrebbe esserci anche un po' di confusione su cosa sono concretamente questi strumenti e a cosa servono. Ora, potrebbe sinteticamente rappresentarci un po' questo quadro e a che cosa è finalizzato nei singoli strumenti? Sì, cerchiamo, non è facilissimo perché la cosa è complicata. In realtà il principale sostegno che viene all'Italia quest'anno viene dalla Banca Centrale Europea, cioè dagli acquisti di titoli di Stato che la Banca Centrale fa, titoli di Stato italiani. Cioè la Banca Centrale Europea, fra l'altro attraverso la Banca d'Italia, quest'anno compra circa, in termini netti, circa 170 miliardi di titoli di Stato italiano, cioè presta al Tesoro in termini netti circa 170 nuovi miliardi, oltre a quelli che ha prestato in passato. Questo copre quasi interamente, questo copre un deficit pubblico fino appunto a 170 miliardi. Il deficit pubblico italiano potrebbe essere alla fine di quest'anno più alto di questo, ma almeno fino a questo punto ci si arriva soltanto con i prestiti, perché questi sono prestiti in realtà, da parte della Banca Centrale Europea. Questi sono prestiti che non costano niente all'Italia, cioè il tasso di interesse è praticamente zero perché questi sono titoli di Stato per cui pagano un interesse, però gli interessi vanno alla Banca d'Italia che poi l'anno dopo distribuisce i propri profitti allo Stato italiano. I soldi escono ma rientrano. Questo è il vantaggio principale. Questo riguarda, è una quantità di soldi che viene decisa dalla Banca Centrale Europea sulla base delle sue esigenze di politica monetaria perché ritengono che sia sufficiente. Quindi non è che si fa domanda e la Banca Centrale compra. No, questa è una decisione autonoma della Banca Centrale Europea di fare queste politiche perché l'inflazione è bassa, bisogna spingere sull'economia, sostenerla e così via. E per far questo compra titoli di Stato, per immettere soldi nell'economia. Poi ci sono tutte le iniziative che invece sono prese diciamo, dagli Stati. La Banca Centrale è una Banca Centrale indipendente dalla Banca Centrale Europea. Poi ci sono i paesi, i vari paesi dell'area dell'euro e dell'Unione Europea. La Commissione Europea ha fatto delle proposte di iniziative a livello di Unione Europea e queste sono essenzialmente queste. Primo c'è il meccanismo dello SURE. Il SURE è un fondo di 100 miliardi che va a finanziare le casse integrazioni dei vari paesi. Sono prestiti agevolati
che vengono dati ai vari paesi senza condizioni, salvo che questi appunto paesi li devono utilizzare per giustificare queste richieste sulla base della necessità di pagare le casse integrazioni dei vari paesi. All'Italia potrebbero arrivare tra i 15 e i 20 miliardi quest'anno già. Poi c'è il meccanismo ci sono i prestiti della Banca Europea degli Investimenti, che sono circa 200 miliardi. Questi però vanno al settore privato, alle imprese, no, sono importanti anche quelle, che questi sono a tassi agevolati. Prestiti per quest'anno, sai. Almeno vedremo l'erogazione, ma dovrebbe una buona parte venire quest'anno. Poi c'è il famoso MES, 240 miliardi per l'area dell'euro, di cui 36 miliardi potrebbero venire all'Italia. Prestito molto agevolato, il tasso di interesse sui 10 anni sarebbe quasi zero, dello 0,1%. Se l'Italia prendesse a prestito a 7 anni, il tasso di interesse sarebbe negativo, meno 0,2%. Cioè noi diamo 100, noi riceviamo 100 e poi per 7 anni dobbiamo restituire meno di 100. Grande convenienza da questo punto di vista. Qual è il problema? Che questo prestito viene fatto dal MES, che deve operare entro un certo quadro istituzionale legislativo, che è stato modificato, però rimangono alcuni aspetti del vecchio MES, aspetti che sono stati neutralizzati. Secondo me la possibilità che siano introdotte nuove condizioni, qui l'unica condizione sarebbe di spendere questi soldi per la sanità. Chi oppone il MES dice no, ma poi ci sarà una trappola. Insomma, io ho guardata bene la situazione, mi ci vorrebbe circa 20 minuti per smontare tutti i vari argomenti, chiaramente non posso farlo, però insomma io vi posso assicurare, secondo me, che non c'è nessun rischio che può derivare da prendere i soldi dal MES, anche se altri hanno pareri diversi. E poi con questo concludo, poi ci sono i soldi che verrebbero poi il prossimo anno, anzi nei prossimi 4 anni, del Recovery Fund, si chiamava inizialmente Next Generation EU. Questi sono soldi che ancora, diciamo, questo programma non è stato ancora approvato, si spera che sia approvato in luglio, l'erogazione verrebbe quasi esclusivamente dal prossimo anno. Qual è l'idea di questo programma? Si prendono a prestito dei soldi insieme, l'Unione Europea prende a prestito dei soldi ai mercati, circa 750 miliardi, e poi li distribuisce ai vari paesi, però visto che i soldi sono presi a prestito insieme, si decide insieme come utilizzarli. Quindi i vari paesi devono presentare dei programmi di spesa per i prossimi anni. Nel caso italiano dovrebbero essere per fare investimenti pubblici, investimenti in infrastrutture, investimenti per digitalizzare l'Italia, investimenti per il capitale umano, per la ricerca, investimenti per riformare la pubblica amministrazione e renderla più efficiente, e anche per rendere più efficiente la giustizia. Queste sono più o meno le cose che l'Europa vorrebbe che facessimo con questi soldi. Mi sembra del tutto ragionevole fare queste cose. Bisognerà però presentare al più presto possibile, già in settembre dovremmo presentarli, i progetti di quello che vogliamo fare, in maniera tale che i soldi siano erogati il più presto possibile già nella prima parte del 2021. Questo è un po' il quadro della situazione. Perfetto. Provando a traslare questa situazione dal quadro economico al significato anche politico. Scusate, non ho detto una cosa che è importante. Questi 750 miliardi, in parte 500 miliardi verrebbero erogati come trasferimenti, diciamo, a fondo perduto, 250 miliardi come prestiti. Però ricordiamoci che la differenza tra prestiti e soldi a fondo perduto non è così grande come alcuni la dipingono, perché anche i soldi dati a fondo perduto, l'Unione Europea avrà bisogno di soldi per rimborsare il proprio prestito. In un modo o nell'altro questi soldi finirebbero per venire comunque dai vari Paesi membri dell'Unione Europea, in un modo o nell'altro. Il vantaggio però per l'Italia sarebbe comunque enorme, perché i tassi di interesse su questi prestiti sarebbero probabilmente vicini allo zero. Certo, scusate. chiaro.
No, no, giustissima puntualizzazione. Dicevo, provando a come dire, dare anche un significato politico a quanto abbiamo fin qui esposto. A me in questi giorni, in questi mesi, e anche in realtà Alessandra, è venuto, seguendo la dinamica politica europea, è venuto spesso in mente un raffronto che penso non solo a me, cioè quello tra la gestione europea della crisi economica del 2008 e quella che in qualche modo dobbiamo prepararci ad affrontare adesso. E insieme a questo mi è anche venuta in mente quella famosa frase di Jean Monnet che diceva: ho sempre pensato che l'Europa si sarebbe fatta nelle crisi e che sarebbe stata in qualche modo la somma delle soluzioni che si sarebbero trovate per queste crisi. Cito Monet perché voglio arrivare a dire uno dei tabù storici dell'Unione Europea era proprio l'idea di indebitarsi non tanto nei singoli Stati membri, ma come comunità, come Unione Europea nel suo insieme. Per la prima volta sembrerebbe che questo tabù cade, nel senso che almeno da quello che leggiamo, da quello che ho potuto apprendere, 500 di miliardi che prima citava anche il professor Cottarelli sarebbero in qualche modo, diciamo, arriverebbero grazie a un indebitamento comune. È in qualche modo quindi l'occasione anche nella quale riparte un processo di integrazione più forte, siamo anche in un momento di rilancio effettivo dell'Unione e poi ovviamente ti chiedo un commento di questi strumenti perché insomma mi sembra necessario. Beh, intanto fammi ringraziare il Partito Democratico di Padova e anche Carlo Cottarelli per la grande disponibilità dimostrata ad esserci sempre. Voglio ricordare che Carlo è stato anche ospite della delegazione del Partito Democratico qui in Europa, proprio per scambiarci una serie di opinioni e anche suggerimenti e confrontarci sui temi che ci interessano, perché come ricordavi tu, Vittorio, è da 4 mesi che noi siamo dentro la storia di un cambiamento, secondo me, epocale da un punto di vista europeo, perché il Covid, da un grande dramma che è e che si è rivelato, potrebbe in realtà essere anche una grande occasione per trasformare l'Europa, per probabilmente realizzare i veri Stati Uniti d'Europa, così come i padri costituenti avevano previsto e progettato, e per cambiare passo. Quasi mi verrebbe da dire che o è adesso o è mai più, cioè è adesso che probabilmente il vero percorso di integrazione europea che dimostri davvero la cooperazione tra stati con uno spirito di solidarietà e di responsabilità insieme si potrà realizzare. Ed è dura, è stata una negoziazione molto difficile, molto, molto complicata. Abbiamo visto diciamo, emergere anche delle nuove figure, se vuoi, no? Di leader europei. Penso alla Merkel, che lo è sempre stata, ma che però in questo contesto vuole assumere un ruolo davvero che rimanga nella storia, no? Per il cambiamento dell'approccio europeo ai problemi condivisi. Abbiamo la presidente Ursula von der Leyen, che comunque come donna, insieme alla Christine Lagarde, ha dato comunque un'impronta di un certo tipo fin da subito alle azioni sull'emergenza, e devo dire anche David Sassoli come presidente del Parlamento europeo e Paolo Gentiloni come commissario, cioè a dire anche l'Italia in questa fase ha assunto un ruolo decisivo nella trattativa e nella negoziazione. Ora, secondo me, rispetto al 2008 c'è un punto che distingue e che differenzia, diciamo, l'approccio europeo a quella crisi rispetto a questa. Certamente questa è una crisi prima di tutto sanitaria, no? Che quindi è partita come crisi sanitaria e che poi ha riversato su se stessa la crisi economica, che ha ancora da venire, cioè i cui effetti li vedremo ovviamente nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Però mentre nel 2008, per arrivare al whatever it takes di Mario Draghi, per capirci, l'Europa ci impiegò 4 anni, qui nel giro di un paio di mesi, come ricordava prima Carlo, anzi meno 45 giorni, l'Europa mette in campo circa 1.250 miliardi, di cui una buona parte dalla Banca Centrale Europea, che compra più titoli di Stato italiani rispetto ai titoli di Stato tedeschi. No, tanto per smontare anche alcune bufale per cui la Germania avrebbe questo atteggiamento complottistico nei confronti dell'Italia. Non è così.
se devo dire con grande onestà, anche l'aria che si respirava e che si respira nei confronti del nostro paese qui in Europa, devo dire, è sempre stato di grande, come dire, vicinanza, di grande sensibilità. La stessa Merkel, lo stesso Presidente della Repubblica tedesco hanno fatto nei mesi scorsi, no, appelli alla solidarietà. Ora, il tema che noi oggi dobbiamo affrontare è questo, cioè in quanto tempo e come noi riusciremo a spendere le risorse che l'Europa ci mette a disposizione. Cottarelli prima descriveva, no, il grande respiratore a cui l'Italia è attaccata e che è rappresentato dalla Banca Centrale Europea. Poi ha parlato di 3 misure importantissime che costituiscono la prima azione vera dei 540 miliardi, disponibili fin da subito, e anche qui mi verrebbe da dire sta adesso al governo italiano utilizzarli, se vorrà utilizzarli. Trovo assurdo francamente il discorso e la diatriba sul MES, la trovo assurda in un momento in cui il nostro paese avrebbe bisogno anche di rafforzarsi rispetto ai paesi frugali, cioè pensate l'atteggiamento che può avere un paese frugale quando vede l'Italia respingere i 36 miliardi del MES attivabili fin da subito. Questi dicono: ma scusate, ma avete o no bisogno di soldi? Perché non ci capiamo, no? Quindi da un certo punto di vista ci hanno anche, no, ragione. Dopodiché noi adesso siamo in ballo con i 750 miliardi del Recovery Fund, oggi Next Generation EU, che sono, diciamo, un piano straordinario che andrà ad aggiungersi al quadro finanziario pluriennale, cioè al bilancio europeo, quindi che costituirà una fetta importante di quel bilancio, ma essendo, come Cottarelli diceva prima, soldi comuni, tutti i paesi dovranno dimostrare di volerli utilizzare al meglio. Cioè, riprendo una frase di Carlo scritta qualche tempo fa su Repubblica: noi non possiamo permetterci di sprecare nemmeno un euro di queste risorse e dobbiamo essere in grado di dimostrare di essere all'altezza di questo. In passato l'Italia ha sprecato centinaia di milioni di fondi europei. Dobbiamo dire la verità, non siamo riusciti neanche a programmare opere, no, con fondi che l'Unione Europea metteva a disposizione e che poi si è ripresa ridistribuendoli tra i paesi in grado invece di spenderle queste risorse. Allora, la Germania ha già pronte delle schede operative sul tema Recovery Fund Next Generation EU. L'Italia dovrà presentare a breve, a settembre, massimo ottobre, un piano di investimenti che riguarda certamente, a mio avviso, questo è un mio parere, il tema della giustizia, i tempi della giustizia. Un processo in Italia dura mediamente 10 anni contro i 3 anni della Germania e i 2 anni e mezzo del Portogallo. Un processo di riforma del sistema della pubblica amministrazione, quindi la burocrazia, la famosa burocrazia di cui si parla sempre, no? Che si è solo parlato e poco si è fatto, perché i governi non hanno mai affrontato il tema in maniera seria. Poi c'è anche il tema evidentemente delle infrastrutture, perché se c'è una cosa che l'Europa sta dicendo, che questi 750 miliardi dovranno comunque essere spesi secondo anche un'idea di sostenibilità, di digitalizzazione. Quindi l'Europa ha già dato degli indicatori. Adesso starà evidentemente agli Stati dimostrarlo, di essere appunto capaci anche di una programmazione e anche di un cronoprogramma. Cioè non mi basta sapere quali riforme farai, ma dovrai anche sapermi indicare entro quando le farai. Ecco, se gli Stati dimostreranno in questi mesi di saper utilizzare al meglio i fondi e le risorse, acquisiranno maggiore credibilità anche agli occhi dei propri cittadini europei, delle proprie opinioni pubbliche, che sono anche molto diverse talvolta, e quindi questo processo di integrazione europea probabilmente potrà vedere la luce, potrà realizzarsi davvero. Ecco, allora proprio come dire, scendendo sulla dimensione nazionale, provando a capire come queste novità europee dispiegano anche i loro effetti e che generi di problemi poi trovano nel nostro territorio nazionale, volevo chiedere al professore, uno
degli elementi che insomma affiora sempre nel dibattito quando si parla di Italia e Europa è che, volendola far banale, uno potrebbe, come dire, fotografare il nostro paese come un paese alto nella lista dei paesi che ricevono somme importanti dall'Unione, ma molto in fondo tra quelli che riescono concretamente poi a utilizzarle queste risorse, a spenderle, soprattutto in alcune regioni, in alcune zone del nostro paese. Allora, lei si è occupato moltissimo nella sua soprattutto recente esperienza e anche carriera di sburocratizzazione, di semplificazione, di spending review. Ci sono importanti problemi strutturali nel nostro paese da questo punto di vista. Quale può essere, quali sono anzi secondo lei le priorità sulle quali il governo dovrebbe intervenire e anche in che modo? Beh, in realtà l'ha già detto Alessandra Moretti, l'ha già detto, ci sono tre cose che secondo me sono fondamentali. Una, in questo momento, gli investimenti pubblici, perché sarebbe il modo la forma di deficit pubblico che avrebbe il maggiore effetto sulla domanda, sull'economia, che darebbe più spinta all'economia. L'alternativa sarebbe quella di tagliare le tasse, cosa che io credo sia opportuno, ma in questo momento un taglio delle tasse probabilmente, vista l'incertezza della situazione economica, verrebbe in buona parte risparmiato. Le famiglie sono incerte, quindi le imprese sono incerte, quindi non è detto che spenderebbero quanto rimane in tasca loro se si tagliano le tasse. Nel lungo periodo un'altra questione, ho già detto, bisogna ridurre le tasse in Italia, poi in questo momento credo che sia la prima esigenza sia fare investimenti pubblici, peraltro gli investimenti pubblici lasciano qualcosa alle generazioni successive. E poi sono spese che noi abbiamo bisogno al momento di fare operazioni che sono anche grosse in deficit. Il deficit quest'anno supererà chiaramente il 10, l'11%, forse arriverà al 12 o al 13% del PIL, ma che siano temporanee, perché noi abbiamo dei finanziamenti temporanei dalla Banca Centrale Europea e dalle altre istituzioni europee, quindi tagliare le tasse in via permanente, credo se si vuole fare bisogna trovare le fonti di finanziamento da qualche altra parte. La seconda priorità, non le dico in termini di importanza, sono tutte e tre importanti allo stesso modo, è la semplificazione burocratica, perché noi avremo bisogno anche di investimenti privati e uno dei principali deterrenti agli investimenti privati in Italia, a detta degli stessi imprenditori, è la burocrazia. Quando si parla di burocrazia bisogna intendere ci sono due cose diverse. Una è il complesso delle regole, moduli da compilare, passaggi burocratici. Questa è una cosa che costa parecchio alle imprese, e poi c'è un'altra cosa che costa, la seconda cosa, e sono i tempi d'attesa. Tempi d'attesa vuol dire che non si hanno decisioni prese, bisogna andare a sentire 10 enti per avere una risposta e così via. Bisogna lavorare in tutte e due queste aree quando si parla di riforma della burocrazia. E la terza grande area è la giustizia. Anche questa ne ha parlato Alessandra. Non si può avere tempi di giustizia che sono molto più alti per la giustizia civile di quello che avviene negli altri paesi. Questo chiaramente riduce il valore dei contratti per un'impresa. Se io sono un imprenditore, vengo in Italia, ho un contratto, la controparte non si comporta bene e so che ci vogliono magari 8-10 anni per avere un giudizio, se io vado da un giudice, quel contratto non è un contratto che è molto utile avere. Allora la prossima volta magari vado a investire da qualche altra parte del mondo. Ma non è soltanto la giustizia civile che è importante. La giustizia penale pure è molto importante per l'economia, anche per motivi abbastanza ovvi. Se io voglio ridurre la burocrazia e per far questo riduco i controlli ex ante, per esempio nel campo della corruzione, però voglio che si faccia controlli ex post e chi sgarra viene punito severamente e rapidamente. E se io ho una giustizia civile che non riesce a finire un processo a Carminati dopo 5 anni e 7 mesi dal suo inizio, ma insomma vuol dire che non riesco ad avere una credibilità nel punire chi nel caso venga condannato deve essere punito. E lo stesso per la giustizia amministrativa, i ricorsi al TAR devono
dare risposte in tempi rapidi. Forse c'è anche la necessità di ridurre la possibilità di ricorsi a TAC che possono bloccare per esempio le opere pubbliche. Vogliamo fare investimenti pubblici, bisogna avere anche una giustizia amministrativa più veloce. Quindi tutti questi aspetti sono connessi. Il punto fondamentale, io ho queste tre cose. Io però vorrei chiedere davvero al governo, qualunque siano le priorità, di non elencare una cinquantina, una sessantina, una settantina di cose da fare, perché quelle non sono più priorità. Fare queste tre cose, investimenti pubblici veloci, riforma della pubblica amministrazione e giustizia civile, è una cosa che richiede un enorme capitale politico. Il capitale politico non può essere speso su 200 fronti, perché anche quello è limitato. Quindi bisogna puntare su poche cose e cercare di avere risultati rapidamente se vogliamo far ripartire questo paese. Per ora devo dire, non ho visto questa strategia una strategia chiara da parte del governo. Ci sono grossi contrasti tra le due anime del governo. Speriamo che ci sono anche state delle cose che secondo me sono state davvero una perdita di tempo, gli 8-9 giorni spesi per gli stati generali dell'economia, sinceramente. Poteva essere risparmiato anche qualche soldo, evitando di andare a fare questa cosa a Villa Pamphili. Se si doveva fare degli incontri con le parti sociali si facevano a Palazzo Chigi nella sala Via. Comunque, vabbè, questo è un dettaglio. La cosa fondamentale è che ci sia una chiara strategia al più presto, che dia certezza alle imprese che devono investire e alle famiglie che devono consumare. Certo. Come dire, abbiamo toccato tanti temi che afferiscono proprio, come dire, i punti strategici di una ripartenza, gli elementi anche che tengono in qualche modo in ostaggio, un po' fermo il nostro paese. Volevo con te, Alessandro, fare un accenno però anche ad altri temi che comunque sono prioritari sia nel dibattito europeo ma anche in quello nazionale, e che in qualche modo dobbiamo rimettere al centro dell'attenzione in una fase di ripartenza. Tra questi ce ne sono veramente numerosi, ma insomma lascio te poi magari elencarne alcuni. Uno che mi viene in mente, sapendo che tu peraltro ti occupi a Bruxelles nella commissione che diciamo riguarda i temi ambientali, la salute e via discorrendo, è proprio diciamo le politiche green, il mondo delle energie rinnovabili, del sostenibile. Questo lo cito perché anche alla luce dei risultati delle amministrative francesi di questo weekend, come dire, sono un tema che comunque colpisce l'opinione pubblica ed è in qualche modo al centro dell'agenda di chi poi va a votare, e quindi inevitabilmente deve essere insomma, un tema alla quale tutta la politica dedica grande attenzione, anche perché poi è un argomento trasversale, no? Nell'Unione Europea tutto ciò che riguarda l'ambiente non viene concepito come una materia settoriale, ma in un'ottica trasversale che deve permeare tutto ciò di cui l'Unione in qualche modo si occupa. Beh, innanzitutto devo dire che la legislatura europea che si è avviata appunto nel 2019 si è avviata all'insegna del New Green Deal, con appunto l'intenzione, la volontà da parte soprattutto di Ursula von der Leyen di investire centinaia di migliaia di miliardi sulla lotta ai cambiamenti climatici. In questo devo dire che i giovani di tutto il mondo, ma anche del continente europeo, hanno svolto un ruolo chiave, e io non mi dimentico mai di citarli, perché sono i grandi dimenticati in realtà delle politiche economiche, purtroppo anche di questo governo. E invece sono stati loro, con Greta Thunberg e poi con i grandi movimenti studenteschi, che si sono risvegliati a dare la sveglia ai governi nazionali e anche ovviamente all'Europa, dicendo all'Europa: guardate che il tema ambientale non può più essere rinviato e la lotta al cambiamento climatico deve essere una priorità. Questa sfida è stata raccolta e io credo che anche la parola Next Generation EU, cioè la nuova denominazione di questo fondo straordinario per la rinascita, è dedicato alle nuove generazioni, e secondo me è strettamente collegato alla qualità del debito di cui parlava prima Cottarelli, cioè
a dire: noi è evidente che in questa fase abbiamo bisogno di indebitarci, è evidente che abbiamo bisogno di risorse e di fondi che ci vengono prestati da un lato o di sussidi a fondo perduto che però, essendo soldi dell'Unione Europea, andranno in qualche modo restituiti. Ma molto dipenderà dalla qualità del debito, cioè come spenderemo queste risorse. E secondo me è qui che l'aspetto ambientale, del green, della sostenibilità torna. Cioè tutta la fase della transizione per arrivare alla diminuzione al 2030 del 55% di emissioni di CO2, perché è di questo che si parla oggi nella Commissione Ambiente, nella Commissione Industria in Europa, dovrà essere finalizzato a dare risorse, a dare strumenti alle nostre aziende, alle nostre imprese per arrivare a quell'obiettivo senza morire. E quindi l'Unione Europea ha un grande interesse a far sì che anche le risorse del Next Generation EU vengano utilizzate sul grande tema della sostenibilità. E mi spiego. C'è una responsabilità enorme, abbiamo detto prima, dei paesi che otterranno questi fondi, che sono i tempi entro i quali cioè realizzeranno tutto quanto hanno in mente. Ovviamente, siccome non possiamo sprecare nemmeno un euro e siccome questi euro che vengono dati dall'Unione Europea dovranno essere utilizzati al meglio, proprio perché le nuove generazioni, no, sappiano bene perché sono state spese e in quali azioni e per quali azioni sono state utilizzate. Penso ad esempio anch'io che il settore delle infrastrutture, il digitale siano fondamentali perché tu lasci qualcosa anche per il futuro, per la nuova generazione. Ora noi diciamo come Europa la sostenibilità, l'innovazione, la ricerca digitale, la cultura devono essere voci di spesa nel solco del New Green Deal, cioè che siano, come dire, quel denominatore comune che dovrà permeare tutte le politiche anche industriali dei singoli paesi. Io credo che questa sia una sfida importante, che sia una sfida che forse anche ci permette di riconnetterci in tema di credibilità e di autorevolezza ai giovani, spesso distanti ma non disattenti alle questioni politiche. Noi spesso, noi intendo come dire generalmente, no? Si pensa che i ragazzi non siano attenti a quello che facciamo e non abbiano degli interessi. In realtà hanno dimostrato di avere un grande interesse, che è quello per esempio appunto dell'ambiente, della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua, di quello che mangiamo. C'è un grande tema, ad esempio, che noi affronteremo sull'educazione alimentare, sulla sostenibilità anche di quello che mangiamo. Allora, io penso che questa potrebbe essere una grande occasione anche per produrre nuovi posti di lavoro. Cioè nuovi posti di lavoro possono nascere, no? Da queste nuove politiche green, da queste politiche industriali legate all'idea della sostenibilità. Possono nascere nuove professioni, nuovi lavori, ma dobbiamo spingere ovviamente molto sulla formazione, sull'aggiornamento continuo, sulla digitalizzazione, perché l'Italia, secondo l'ultimo rapporto OCSE-PISA, di 76 paesi si colloca al 72esimo posto per la mancata formazione dei docenti dal punto di vista del digitale. Ora, io credo che un paese che vuole competere con i più grandi paesi europei e non solo europei debba investire, per esempio, anche molto di più nella scuola, nella ricerca, ma anche nella formazione dei propri docenti e quindi della propria classe dirigente. Alessandra, resto sempre su di te perché mi sembra che siamo sulla giusta lunghezza d'onda per affrontare una domanda insomma, che mi sembrava importante. 2020, come dire, inizia un nuovo ventennio, ma purtroppo lo ricorderemo soprattutto per questi mesi di Covid, però è anche un anno importante perché si chiude la programmazione 14-20 e quindi entriamo in quella nuova 21-27 che immagino avrà all'ordine del giorno una serie di cose, tra cui alcune che insomma sono quelle che abbiamo citato anche fin qui, però volevo così domandarti un po' come si sta impostando il lavoro a questo proposito, anche perché immagino che insomma sappiamo tutti che l'Unione ha un processo per definire questi
queste programmazioni anzi ogni 7 anni, che è molto articolato, che richiede diversi step, insomma è un lavoro, come dire, non all'italiana, diciamo che a volte raggiungiamo le conclusioni parlamentari molto velocemente perché c'è l'emergenza, invece trascuriamo quando avremo tempo magari per approfondire. Però immagino che sia stata un'accelerazione in qualche modo, perché la prossima programmazione non potrà non tenere conto di tutto ciò che è accaduto più recentemente. Dici, insomma, mi rendo conto che è un argomento amplissimo, ma per sommi capi alcune cose particolarmente rilevanti. Beh, in due parole, il bilancio, diciamo, a lungo termine è stato totalmente stravolto dal Covid, e quindi c'è stata una nuova proposta da parte della Commissione che prevede un bilancio settennale dell'Unione Europea pari a 1.850 miliardi, di cui appunto 1.100 miliardi come fondo del bilancio europeo e altri 750 miliardi di Next Generation EU. Ovviamente questa proposta che la Commissione fa passa al Consiglio europeo, che è appunto l'insieme di tutti i capi di Stato e di Governo, e pare però che nell'ultima riunione si sia raggiunto, diciamo, un accordo positivo, perché tutti i paesi europei hanno riconosciuto che la partita del bilancio pluriennale europeo deve, diciamo così, caratterizzarsi per essere una partita ambiziosa, cioè un piano forte ed ambizioso, costituito ovviamente non soltanto da prestiti, ma anche da sussidi a fondo perduto. È evidente che la cosa fondamentale per i socialisti e democratici, adesso io ti parlo di quello che come socialisti stiamo cercando di ottenere nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Ovviamente il Parlamento ha svolto un ruolo molto importante, con David Sassoli in prima linea a difendere la proposta della Commissione, di questi appunto 1.800 miliardi. Addirittura il Parlamento aveva fatto la proposta di un quadro finanziario di 2.000 miliardi. La proposta poi è stata ridotta, ma sicuramente i diciamo principali valori e principi e presupposti sui quali il Parlamento si era espresso sono stati mantenuti. Per quanto riguarda ovviamente i socialisti, noi abbiamo proposto che le nuove risorse proprie di cui l'Europa si dovrà dotare dovranno derivare da misure per la protezione ambientale, per la promozione del mercato interno e per la promozione del lavoro e della equità sociale. Ci saranno ovviamente, non dovranno esserci nuove tasse per i cittadini europei, ma bisognerà che i singoli stati, comunque l'Europa in generale, vada a chiedere risorse e contributi, per esempio alle grandi multinazionali del web o agli speculatori finanziari che hanno fino ad oggi eluso diciamo, ed evaso la tassazione attraverso anche a giochi contabili. Per esempio, chiediamo delle tasse nuove sugli imballaggi di plastica. Ecco che qui torna, no, il tema della sostenibilità e anche della fase della transizione, un'imposta di reddito sulle società basata su diciamo un imponibile consolidato comune per diciamo appunto come carattere diciamo generale, una tassa sui servizi digitali, una tassa sulle transazioni finanziarie, una imposta sulla ricchezza netta europea per il segmento più ricco della popolazione. Ecco, quindi tutta una serie diciamo di proposte che andrebbero a ingrossare ecco, il bilancio europeo. Su questo si sta ancora discutendo molto, quindi la fase della negoziazione è ancora diciamo tutta da giocarsi, però sui principi fondamentali e sull'entità del QFP tutti gli stati diciamo hanno sostanzialmente detto la linea del Parlamento e della Commissione va seguita. Quindi io mi auguro che l'Europa si doti sempre di più di risorse proprie importanti e che poi vada attraverso la modifica dei trattati istitutivi, dei trattati diciamo costitutivi dell'Unione Europea anche a modificare e ad aggiungere quindi altre competenze che probabilmente l'Europa deve avvocare a sé. Penso ad esempio a quella della sicurezza sanitaria. Ecco, poi si potrebbe parlare del tema della fiscalità, del mercato unico, ma insomma sono temi che magari affronteremo
più avanti, però da qui parte secondo me una nuova visione di un'Europa davvero unita e solidale in senso proprio. Grazie. Professore, Alessandra ha citato, come dire, le linee guida, le priorità del quadro finanziario pluriennale, del nuovo quadro finanziario pluriennale, chiaramente. Secondo lei queste, come dire, ben si amalgamano, ben si associano, ben, come dire, si possono congiungere con anche le reali necessità del nostro paese? E soprattutto lei come la vedrebbe, come se immagina, ecco, un'Italia nel 2027. Quello che intendo dire è, prima abbiamo parlato per esempio di qualità del debito, molto spesso ormai si parla del debito, capite che io anche in termini di rappresentante di una generazione ho sempre una paura gigantesca quando si affronta l'argomento del debito, perché sono consapevole che poi la mia, ma non solo, insomma le nuove generazioni sono quelle anche che se ne dovranno far carico, e sempre più spesso la vera domanda che ci poniamo è: ma arriverà un momento in cui magari questo debito per noi non sarà semplicemente sostenibile? Cioè, qual è il punto di non ritorno? Perché chiaramente, alla luce di quello che ci lasciamo alle spalle, il debito pubblico italiano, ma non solo, crescerà ulteriormente, e già, insomma, ne abbiamo sempre parlato tutti quanti con grande allarme per quello che c'era prima, diciamo, dell'emergenza coronavirus. Sì, non c'è niente da fare, comunque adesso il debito va aumentato perché è quello che serve per sostenere l'economia. Ci stiamo prendendo dei rischi, però rispetto ai rischi alternativi di non intervenire, bisogna comunque affrontare lo stesso i rischi che derivano da un debito pubblico più elevato. Quello che sta attenuando però questi rischi è il fatto che lo Stato italiano, come ho detto prima, il grosso del debito, dell'aumento del debito quest'anno, forse quasi tutto, ma senz'altro la parte maggiore, è nei confronti della Banca Centrale Europea barra la Banca d'Italia. Non è una cosa irrilevante questa, perché, come ho detto, quello è un debito di natura diversa. Non è un debito che può essere rivenduto, per esempio, sul mercato secondario facendo aumentare lo spread. Non è un debito che costa interessi, perché, come ho detto, tutti i BTP comprati dalla Banca Centrale Europea tramite la Banca d'Italia, tutti gli interessi su questi BTP vengono restituiti poi al governo italiano l'anno successivo. Paradossalmente, alla fine di quest'anno, la quantità di debito in miliardi, misurato in miliardi di euro, rispetto a quello che c'era all'inizio dell'anno, non sarà aumentata molto. Quello che aumenta è il debito detenuto dalla Banca Centrale Europea. In rapporto al PIL, visto che il PIL scende purtroppo quest'anno, ci sarà un aumento del debito detenuto dal settore privato, quindi esclusa la Banca Centrale Europea, rispetto al PIL. Si passerà circa dal 112% del PIL al 120, 121, 122, ma rimarremo ancora al di sotto del massimo raggiunto per questo rapporto a fine 2014. Qual è il rischio? Mentre il debito totale, quello aumenterà, compresa la Banca Centrale Europea, quello si sale su valori mai raggiunti dall'Unità d'Italia. Qual è il rischio vero allora? Il rischio vero è che, allora diciamo, finché questo debito continua a essere detenuto, questi BTP che sono stati comprati continuano a essere detenuti volontariamente dalla Banca Centrale Europea, allora tutto l'aumento di debito che c'è stato quest'anno non è rilevante. È una cosa che rimane sterilizzata nel bilancio della Banca Centrale Europea barra Banca d'Italia. Il vero rischio è se per motivi di politica monetaria la Banca Centrale Europea deve cominciare a vendere questi titoli in futuro, non adesso. Adesso li compra, ma se li compra adesso per motivi di politica monetaria, cioè perché l'inflazione è bassa. Se fra 2 anni i tassi di interesse, l'inflazione andasse su e la Banca Centrale Europea dovesse stringere la politica monetaria, fare il contrario di quello che fa adesso, allora si vedrebbe il peso di questi titoli. Il peso di questi titoli sul mercato si dovrebbe vedere, allora si porrebbe il problema della sostenibilità del debito. Però attenzione, tra qui a 2 anni, supponendo che questo accada tra 2 anni, perché l'inflazione non si sa bene
tempi moderni, che da cosa viene determinata. Noi economisti siamo rimasti sorpresi da quello che è successo negli ultimi 10 anni. Ma se succedesse, comunque avremmo perlomeno 1 anno, 2 anni, forse più, per far cosa? Per far ripartire l'economia. E se l'economia riparte, se riusciamo a fare riforme, è un grande se questo, ma se riusciamo a fare riforme che portano il tasso di crescita dell'economia al 2% l'anno, non allo 0,2% come abbiamo avuto negli ultimi 10 anni, o anche all'1,5%, beh, allora il problema del debito pubblico si risolve, perché più crescita vuol dire più entrate per lo Stato senza dover fare austerità, risparmiando almeno una parte di quelle entrate si migliorano i conti pubblici e si riesce a fermare la crescita del debito e addirittura a ridurlo rispetto alla dimensione del PIL. Quindi, come vedo l'Italia nel 2027? Beh, dipende tutto dalle riforme che saremo in grado di fare nei prossimi 7 anni. Noi negli ultimi 20 anni non ne abbiamo fatte di riforme vere. I prossimi 7 anni speriamo di farle, quindi dipende interamente da noi come sarà l'Italia. Non sarà certo un compito facile, questo se in passato non siamo riusciti a farlo. Non sarà certo un compito facile, richiederà un cambiamento anche, anzi richiederà fondamentalmente un cambiamento nell'opinione pubblica su quelle che sono le priorità. Perché se in Italia continueremo a eleggere governi che ti promettono mari e monti, cioè per essere pratici quota 100 o reddito di cittadinanza, la fine della povertà per decreto, cose di questo genere, allora non credo che riusciremo a fare queste riforme, non credo. Poi bisogna vedere quali riforme, altri avranno in mente altre riforme rispetto a quelle che vi ho detto, ma per me ho detto riforma della pubblica amministrazione, semplificazione burocratica, giustizia e investimenti pubblici al momento sono le priorità. L'altra cosa importantissima è ovviamente la pubblica istruzione. La pubblica istruzione che è stata la Cenerentola, quella però ha un effetto sulla crescita di più lungo termine. Non dimentichiamoci, visto che l'ha detto Alessandro, ma non posso non dirlo anch'io, l'elemento verde è importantissimo in queste cose. Quando parlo di investimenti, io ho appena scritto una bozza di un lavoro che mi è stato commissionato dal Parlamento europeo su come modificare le regole dello Stability and Growth Pact, il patto di stabilità e crescita, per consentire più investimenti verdi, investimenti pubblici verdi. È un tema fondamentale. E sono molto preoccupato da questo punto di vista, perché la storia degli ultimi decenni ci dice che quando ci sono le crisi economiche, l'aspetto verde passa in secondo piano, perché la crisi verde è una crisi strisciante, una cosa che accadrà sta accadendo, ma in modo strisciante nel corso del tempo. E viene messa da parte l'emergenza verde di solito, l'abbiamo visto negli anni 70 per esempio, viene messa da parte l'emergenza verde quando l'economia non va bene. Ecco, io spero che stavolta l'opinione pubblica, non solo italiana ma europea e mondiale, avrà la maturità di capire che l'emergenza verde rimane fondamentale per i prossimi decenni. Benissimo. E adesso ci avviamo a conclusione, ovviamente. Avevamo sollecitato perché ci arrivassero domande. Oggi devo dire tantissimi saluti da tanti amici Veneto e anche tutto il nord-est, credo, ma non moltissime domande. Però ve ne pongo così, ve ne cito un paio che sono emerse e poi eventualmente vi faccio io un'ultima domanda ad entrambi. Allora, c'è Matteo che ci chiede: so che l'Europa si è mossa sulla disabilità. Bene a quando in Italia un aumento dell'assegno di invalidità per chi non lavora. Mentre c'è Luigi che si rivolge ad Alessandra riferendosi al tema sempre ambientale e chiede, dice anzi che per i trasporti occorre intervenire nella mobilità delle merci potenziando la ferrovia e limitando la gomma, in particolare in Valpadana. Immagino che voglia sostanzialmente un tuo commento, Alessandro, su questo. Io una cosa sulla quale, così poi andando verso veramente la chiusura, ci tenevo a sentire una battuta, un'opinione da entrambi, chiaramente più politica. Prima abbiamo citato, soprattutto all'inizio, il MES, è chiaramente il grande tema all'ordine del giorno per il dibattito interno anche al governo.
l'opinione che mi sento personalmente di così raccogliere un po' dal dibattito anche locale è che si fa fatica a capire come mai queste risorse, che sono risorse di cui evidentemente il Paese ha bisogno, non si dovrebbero accettare. Però volevo sentire anche così, insomma, una battuta da voi in proposito. Partirei da Alessandra, visto che abbiamo l'ultimo intervento del professore, e poi passerei a lui. Allora, per quanto riguarda ovviamente la legge sulla climate law e quindi tutta la programmazione che appunto interesserà il tema della sostenibilità ambientale, le azioni ovviamente che richiederemo ai governi per arrivare al 2050 ad essere il primo continente al mondo ad emissioni zero di CO2. Questa è la grande sfida, e per arrivare al 2050 ad emissioni zero dobbiamo partire adesso aiutando gli stati, quelli soprattutto che hanno fatto meno passi in avanti rispetto agli altri, e devo dire che l'Italia in questo è uno dei paesi che invece ha prodotto buone pratiche proprio in tema di sostenibilità, quindi non siamo all'anno zero, però appunto io sono relatrice ombra della Climate Law proprio sui trasporti, e vi posso confermare che ci sarà un ampio investimento sull'elettrico, sui gas naturali, su proprio l'investimento attraverso piani infrastrutturali per la costruzione e la realizzazione di piste ciclabili, ma tutta l'economia dovrà ruotare, come diceva Carlo prima, intorno all'ottica della sostenibilità. Penso anche al tema del turismo, oggi uno dei settori più in crisi, più colpiti, sarà uno di quelli diciamo più interessati in termini proprio di investimenti e di risorse per quanto riguarda anche Next Generation EU, purché anche il tema del turismo si sviluppi attraverso questi valori, questi principi, perché non possiamo consentire ancora una volta che il tema della lotta al cambiamento climatico, il tema della tutela dell'ambiente passi in secondo piano, come è sempre stato, come si diceva prima, negli ultimi anni. Quindi questo dal punto di vista diciamo dello sforzo e del lavoro che stiamo facendo proprio per ridurre le emissioni. E, tra l'altro il tema delle emissioni aeree e navali è uno dei temi che sui quali ci stiamo concentrando ovviamente di più. L'altro tema sul MES, io mi sono già espressa tante volte, quindi ho detto che è un'idiozia francamente non accettare i 36 miliardi dall'Europa, proprio per le condizioni molto agevolate, e perché soprattutto attraverso questi 36 miliardi noi possiamo compensare i 36 miliardi di tagli che la sanità ha subito nel nostro paese negli ultimi 10 anni. E quindi trovo che il dibattito italiano sia davvero surreale, un dibattito tutto ideologico, e un dibattito, torno a ribadire, che indebolisce il governo e l'Italia agli occhi dell'Europa, perché appunto se noi rifiutiamo questi 36 miliardi del MES, con i quali possiamo fare tantissime cose che riguardano la sanità, ma soprattutto la messa in sicurezza, quindi la tutela sanitaria, e quindi penso anche all'edilizia sanitaria, ma non solo. Io credo che quindi bisognerebbe ovviamente accettarli, anche per non andare diciamo di fronte al Consiglio europeo con una posizione indebolita, e dando anche ai paesi cosiddetti frugali la scusa di dire ma in fondo l'Italia chiede soldi, chiede sussidi a fondo perduto, ma quando però l'Europa mette a disposizione miliardi come quelli del MES non li accetta. Quindi secondo me davvero Conte farebbe bene a ripensarsi un po' rispetto alla posizione che mi sembra stia assumendo. Dopodiché la grande sfida, come diceva Carlo prima, è quella di vedere se riusciremo a fare queste riforme, entro quando riusciremo a fare queste riforme, perché è l'ultima chiamata. È l'ultima chiamata perché se questo treno non lo prendiamo adesso in corsa, difficilmente nei prossimi anni ci torneranno delle occasioni così importanti, di risorse così imponenti da spendere per modernizzare, per rendere competitivo il nostro paese nel mondo. Chiaro. Professore?
Sì, ma dunque sulla domanda sui sussidi di disabilità, insomma, è davvero uno scandalo che siano insufficienti in Italia, come pure uno scandalo che ci sia chiaramente i falsi invalidi, come è ovvio guardando le differenze tra il numero di pensioni di invalidità e la popolazione delle diverse regioni, vediamo delle differenze enormi che possono essere spiegate soltanto dagli abusi. Questi abusi sono serissimi, questi sono soldi che invece dovrebbero andare ai veri invalidi. Sulla questione del MES, anzi ce ne dovrebbero essere ancora di più. Sulla questione del MES, l'ho già detto prima, insomma, c'è fondamentalmente una mancanza di fiducia completa nei confronti dell'Europa per chi ritiene che il MES possa essere un problema. Si teme il trappolone, si teme che questo sia un cavallo di Troia, e la cosa più assurda è che è talmente ovvio che se l'Europa, che ci sta dando una marea di soldi, ci volesse mettere in difficoltà, non avrebbe certo bisogno del MES per metterci in difficoltà. Benissimo, direi che più chiaro di così non si poteva. E allora anche oggi insomma ci hanno seguito veramente in tanti. Io così ringrazio e saluto tutti questi, perché citarli tutti sarebbe difficile. Metto in evidenza solo qualcuno, così. Allora abbiamo per esempio Alessandro Vicentino, che 5 anni fa tra l'altro ha condotto la battaglia delle regionali insieme ad Alessandra, e che salutiamo. Poi ci saluta anche, che è sempre presente, Flavio Varotto, segretario di circolo della Camporese di Padova. Però volevo chiudere con questo commento, che mi sembra anche di buon auspicio e anche simpatico, diciamo, di Paolo, che dice: dovremmo imparare a comunicare da Cottarelli. Lui usa 10 parole per spiegare un concetto, noi 100, e alla fine non ci capiamo più. Forza, cambiamo. Allora va bene, il Partito Democratico è sempre ragione, Flavio, aperto ai cambiamenti, anche ai buoni consigli, e quindi sicuramente faremo tesoro anche di questo. Io l'avrei voluto premier Cottarelli, avrei votato la fiducia al governo Cottarelli ad occhi chiusi, lo confesso. Allora speriamo che sia di buon Grazie della fiducia. In questo senso, assolutamente. E basta, io non posso che ringraziare moltissimo il professore, siamo stati davvero onorati di averla qui con noi per questa oretta ormai che abbiamo trascorso assieme, e chiaramente un ringraziamento particolare per Alessandra, che è sempre presente e anche che ci consente di portare un po' in Veneto, aprire questa finestra, ecco, verso l'Unione Europea, che è preziosissima, e insomma come Partito Democratico non ci stanchiamo mai veramente di ribadirlo e anche di affrontare questi temi con coraggio, ma anche con orgoglio soprattutto. Grazie mille ad entrambi. Grazie a te, Ivis. Grazie, Vittorio, grazie a voi. Grazie a tutti. A presto. Arrivederci. Buona serata. Ciao. Ciao.